Ciao, sono Stefano, liutaio della liuteria L'Archimede. Ho tra le mani l'ultima chitarra acustica che ho costruito nei miei laboratori. Una chitarra acustica stile OM che mi è stata commissionata da un appassionato, un mio cliente appassionato di chitarra fingerstyle. Questa chitarra, costruita nel 2014, ha avuto 9 mesi di lavoro e l'ho terminata agli inizi del 2015, quindi qualche settimana fa, nuova fresca. La chitarra si presenta abbastanza elegante, con un piano armonico in Sitka Sprass canadese, ponticello in ebano con alburno, come anche tastiera e copripaletta in ebano sudafricano, fasce e fondo in ziricote e manico in 5 pezzi con acero fiammato e dell'amaranto. Come potete vedere ha degli intarsi dietro il manico, sul ponticello e su tutta la tastiera con dei dot in abalone che spero nel video si vedano abbastanza bene, le varie screziature. Per fare gli intarsi con i dot mi sono affidato un pochettino alla fantasia, quindi ho ripreso un pochettino i disegni nel grano, i cerchi nel grano, i crop circle, come anche per quanto riguarda la buca sulla fascia. La buca sulla fascia, detta bass reflex, serve come spia per l'esecutore, in modo da sentire nei minimi dettagli la dinamica e tutte le sfumature timbriche e tecniche che vengono eseguite durante un'esecuzione. Quindi il suono viene sputato non solo frontalmente verso il pubblico o un ascoltatore esterno, ma direttamente sul volto, sul viso, quindi all'orecchio dell'esecutore. Ho montato una muta di corde Phosphor Bronze 011, un action standard per fare fingerstyle, quindi né troppo bassa né troppo alta, con 2 mm e mezzo al 12° tasto, in modo tale che chi deve fare percussione e tapping si può divertire con la tecnica utilizzata. Ho impiegato dei tasti jumbo sulla tastiera abbastanza massicci con il collo semitondo, questo per dare un bel attacco potente alle battute di mano e per avere un buon sustain al momento di un'esecuzione. Meccaniche autobloccanti della Goto con profilo basso incastonate all'interno della paletta, questo la rende più solida e gli dà un attacco maggiore, quindi un attacco superiore dal punto di vista sonoro. Un classico X-bracing all'interno di tipo scalloped, leggermente maggiorato, questo per dare un pochettino più di compressione e stabilità al piano armonico, quindi una bella corposità sonora. Ora vi faccio sentire lo strumento, insomma, come suona, che timbro ha e che volume ne viene fuori. Era giusto un assaggio e speriamo che renda abbastanza nel video, per quanto non rende mai il video come sentire uno strumento fisicamente, insomma, con le mani. E niente, ci vediamo in un prossimo video e potete guardare le immagini dettagliate dello strumento sul nostro profilo Facebook. Ciao, a presto!